Buongiorno, benvenuti, viva Radio 2, da Via Asiago, il nostro pubblico. Ciao Fiore. Ciao. Allora Fiore è a casa, giusto? Ci sono? Mi sentite? Sì, ti sentiamo tutti. Io non mi sento. No, non ti senti bene? Nulla. Non ti senti bene? È colpa di Marco Lolli. Perché? Ti ha attaccato qualcosa? Non lo so, sono malatissimo da 3 giorni. Ah, ecco, dunque sei a casa. Sì, bello, beato mica tanto, con suppostoni. Ti ho visto prima col videotelefono, sembrava un latitante. Hai visto cos'ero? Con la barba lunga. Senti Fiore, tu quando io sono mancato hai chiamato un sostituto, no? Sì, Baudo. Anche noi abbiamo trovato un sostituto. E chi è? Te lo presento. Ciao Fiore. Ma non ci Guarisci. Pupo! Allora attenzione, qui c'è da chiamare i carabinieri e la polizia perché se si mettono insieme Pupo e Baldini, ragazzi, questi ma lo sai che veramente il prodotto interno lordo italiano. Sì, è vero, una finanziaria bis. No, adesso vi sento bene. Avete votato? Guarda, arriva un'ansia, hanno saputo che Pupo ti sostituisce. Baudo Pupo, dal più alto al più basso della televisione. Insomma, mi sembra anche giusto. Non cominciamo adesso, Cominciamo. Io sono qui, vi ascolto, quello che posso fare faccio. Pupo, mi fate ragazzi. salutare il pubblico. Certo, dai. Pubblico, ci siete? Eccoli qua. Belli allegri, No, se ti può consolare Fiore, anch'io sono stato male stanotte. Sì, che hai avuto? Hai avuto, perché sono stato qualche giorno a sciare, ho bevuto troppo vino, che poi quando assaggiavo il vino gli ho fatto una battuta a Cervigna al cameriere, mi dice ma l'assaggia lei signor Pupo il vino? Dico no, se no poi sa di tappo. No, non l'ha capita, capito? Cioè, poi gliel'ho dovuta spiegare un dramma e mi sono sentito male, sono andato all'ospedale. Pensa te, però insomma tutto bene, ora sono risolto. Una colica però tutta avete letto quella cosa invece di Berlusconi? Simpatica, quella della mamma? Sì. Io l'ho intraletta. Sì. Si dice intraletta, vabbè, si è capito. Carina, che lei l'ha chiamato dalla cabina. Silvio. Sì. Lo vedevo mettere la crocetta. È meraviglioso. Vabbè, che deve fare? Silvio, ma no, la metto qui, ma come mamma, sai dove metterla? No, gli ha detto proprio il nome lui. Sì, gli ha detto proprio il nome? Sì, gli ha detto proprio il nome. No. Sai che ancora manca un'ora, no? Sì, un'ora e un quarto. Un'ora e un quarto, poi alle 3 ci scateniamo. Sì, alle 3 qualsiasi cosa. Guarda, un'altra ansia, Pupo al posto di Fiorello, il nostro grande pacco. Eccolo qua. I pacchi adesso li ho appaltati per un attimo alla Clerici. Li hai appaltati, sì, li hai appaltati, ma non sei contento? Sì, sono contento di stare un pochino. Insomma, tutte le sere lì, che Dumaro. Due pacchi, infatti. Allora, come si comincia? Non lo so io, c'è il maestro Enrico Cremonesi, presentiamo. Eccolo. Ciao Enrico. Ciao, come stai? Mi manchi. Anche tu mi manchi. E vorrei. Ecco, fate cantare Pupo subito. Mi manchi di Pupo. Mi manchi. Attenzione, scusami, è arrivato l'angolo del bassista Carmelo che ha detto inutile il tentativo di rimanere neutrale. Fiorello proprio nel giorno delle elezioni si è lasciato influenzare. Bella questa, fantastico. Carmelo ha colpito ancora. Questa è bellissima, Questa è bellissima, questa è veramente bella, Sì, proprio una cosa, complimenti Carmelo. Bellissima, mi si è accapponata la pelle. A proposito di bellissimo, ti ho visto l'altra sera Gaia, il pianeta che vive, che doppiavi dei lemuri, non so cosa doppiavi. Delle giraffe. Baldini, parlo con te. Sì, ti sto sentendo. Doppiavo gli elefanti, le giraffe. Tra l'altro hai detto che durante stasera pago io. Sì. E ti guardavi Gaia. Sì, qualche volta spippolavo. Mentre che eri lì, spippolavo, che termine è? Spippolare col telecomando. Termine ambiguo. Spippoli ma non apra. Senti, perché non fate una scommessina tu e Pupo? Guarda, ci sono le carte lì. Casualmente ho un mazzo di carte Modiano. No, ma una scommessa così. Allora, guarda, a occhio, girati verso di me. Vestito? Come è vestito? Vabbè, secondo me c'hai che vi giocate? No, ragazzi, c'ha più soldi lui. 5 euro, dai. 5 euro. Vabbè, secondo me sei vestito con la giacca da camera. Poi c'hai i pantaloni della tuta e una magliettina colorata. Baldini, te? Allora, guarda, conoscendolo la giacca da camera proprio neanche te la scordi. Proprio te la scordi. Lui ci avrà minimo una maglietta, una maglia addosso scura probabilmente e un paio di pantaloni della tuta scalzo.
Avete sbagliato tutte e due. Ale, Sei nudo. Sono in minigonna. Va bene, musica. vai, musica! Vai. Eccola. Questa tu non la conosci, Enzo, eh? Qual è? Questa qui è Stones, una canzone che lanciamo noi. Sì, è bellissima È un questa. gruppo dei Tintoria, senza la R, solo Sì, Stones. sì, me lo Però il immaginavo. significato, ecco, senti qua, senti. Analizzando tutto quanto sto toccando il fondo, lo vedo, lo sento e me ne rendo conto. La scuola va male, famiglia mi stressa, mi odiano e molti e non pratico sesso delle mie brame. Quando potrò anch'io entrare dentro il tuo reame, mentre aspetto il freddo per entrare in discoteca, ne faccio un'altra al volo e il butta fuori in breca. Il butta fuori un pezzo. Si sente il figo invece è proprio Stones. La sa già, dai. Vabbè, Si sente forte invece è proprio Stones. Eccola. Il mio programma è un virus e mi devo resettare, e faccio le ore piccole davanti al tuo portale. Il mio sogno più grande è non dipendere Sono dai. sempre aperto? Sì, sempre fisso, Dunque se ti scappa da tossire, da Sì, starnutire, posso qualsiasi cosa, anche rumori strani. È un rumore misterioso. No, io lo so. Io lo so, ma non lo posso dire. Dimmelo, no, scusa, metallico, senti. Metallico, vai, parte la scommessa, Popo, che sta facendo? sta battendo in un tavolino, Il Sto termometro. battendo sulla cornetta del telefono, ma cosa? Il termometro. Bravo! Bravo! Ha vinto 5 euro! Ale. I primi 5 euro Maldini. Cosa C'era c'era? un altro rumore, Vai? Aspetta, Mi Sentiamo. raccomando, stiamo nel. Già qui la gente ride, Fiore. Ti dico già. Sì? Questo non si può dire. No. Lasciamo perdere, questo possiamo meglio non rimuovere. Perché? Cos'è? No, così. Io non capisco, che cos'è? Era più molle la cosa che. Era un po' meno metallica. È un cuscino che Sì, batte sulla un po' cornetta. meno No, metallica. sì, È era. una candela. Sì. Ah, una candela. È una candela che avevo qui davanti. Sì, Ah, ho capito. senza stoppino, Certo. vabbè. Va Ok, bene, vabbè. devo capire. Va bene. Senti, io Sì. sto proprio male, io, sai? Sì, lo so. Quindi non Va posso bene. dire delle cose, Sì. veramente fermatemi, perché Non ti preoccupare, tanto. sto per cosa- dire una cosa. Invece quando sei allora, normale. sto per dire una cosa, Dirisio la sa. Ah. Guarda la faccia di Dirisio quando io dirò sto per dire quella cosa che tu sai. Ecco. Ha detto no. È sbiancato, ha detto no. Ecco, sappi che sto per dire perché ce l'ho qui sulla punta Della della lingua. voglio dire. Ora, siccome sono malato e non ragiono, la Sì, dico. dopo, allora ci dicono dopo, dai. No, la dica adesso. Ah, la Vabbè, dice dopo. dai. Senti allora Sì, Pupo, vai. tu sei oltre che insomma cantante, cantautore, scrivi per te, hai scritto anche canzoni per altri che magari tante persone non sanno. No, giusto? sì, è vero. Io lo so, Tu lo sai, ad esempio qual è? Ricchi e poveri. Ecco. Ah, È vero? È vero. Allora, dai, Sarà intorniamo. perché ti amo. Maestro Trenerfo, Quanti tonalità? soldi di Come regali, tonalità, vai la maggiore, maestro. Eccolo. Faccio l'imitazione della brunetta? Dai, sì, dai. Vai. Vai. Si La è brunetta alzato, cantava così. Si è alzato. Ma non si è visto dove la differenza, giusto? No, vabbè, che c'è? È chiaro. Che confusione. Lo dovresti Sarà vedere. perché ti amo, è un'emozione che cresce piano piano. Tu giri forte e stammi più vicino. Se ci sto bene, sarà perché ti amo. E vola, si sa, sempre più in alto, sì. E vola con me, il mondo è matto perché se l'amore non c'è, la canzone per far confusione. E ora invece c'è quello con nasone, Ah, sì. che è quello che la Gatti. canta Sarà perché ti amo, è un'emozione. E Gatti al telefono. Che vado piano, Dai. ricevi forte. Dai Franco, lo faccio io adesso, va bene? sarà perché ti amo e vola si sa, sarà perché ti amo e vola con te e stammi più vicino. E se l'amore non c'è, ma dimmi dove siamo, che confusione.
Sentiamo? Sì. Bravo Fiore. Pupo. Bravo Pupo, mi dispiace non essere Sì, è uno Anche a spettacolo. me. Allora, Fiore, è uscita un'ansia. Dopo Sì. l'aggressione ai giocatori dell'Inter, Moratti dichiara: è una vergogna che i tifosi abbiano agito a volto coperto. Ora non so che ringraziare. Senti, Vabbè, sì. io invece ti leggo un messaggino che mi è arrivato da Bozzi. Sì, anche a noi. Fate un annuncio, fatemi partire, fatemi prendere un aereo qualsiasi, aiutatemi. Beh, io gli suggerisco una cosa, visto che tanto la forma del pacco ce l'ha, potrebbe farsi imbarcare nel nastro trasportatore, no? Come merce. Tra l'altro diciamo che chi ci ha dato l'influenza a tutti è stato lui. Sì, è vero, la bomba biologica è stato lui. Dirisio, sto per dire quella cosa. No. No, questa è la voce di Dirisio in persona proprio. Sto per dire quella cosa. Vabbè, dai. Pupo. Sì, Poi dillo. c'entrerebbe pure Pupo in qualche Ma modo. veramente? Allora sono curioso, No, Dilla. c'entra, non è che c'entri, però è un qualcosa che ha a che fare, ha avuto a che fare anche con te. Ma è una roba di donne? Donne? No, lavoro. Si sta lavoro. preoccupando, Lavoro. Senti che voce che ho. Sì. Senti, ma quando vi collegate, io so che c'è il mostro inviato. Sì. Che è inviato da qualche parte, dove l'avete inviato? Sì, l'abbiamo inviato in un seggio elettorale. Ma dai, Sì. se vi collegate fatemi sapere che a me mi piace tanto, almeno me lo sento. Va bene, allora facciamo una cosa, ci colleghiamo subito, dai, così. Così me lo dai. sento. Allora, sentilo, Allora, il mostro inviato, il giornalista d'assalto, dovrebbe trovarsi in un seggio. Buongiorno. Buongiorno, mostro. Oggi parliamo di elezioni e come sempre sono sul pezzo. Ah. Il collegamento... Ho detto vabbè, Il mostro. collegamento di oggi presenta qualche disagio logistico. Bene. Sono in un... Non posso interrompere. Allora che cosa faccio? Continuo il pezzo? Sì. Allora la smetta di fare queste A, B, Va bene, hai ragione. Scusi, mostro, Va bene scusi. che lei deve fare per forza la spalla. Vabbè, però. Se stia zitto. Vabbè, sto zitto, vai. Dicevo, sono in un loculo buio e stretto, l'ossigeno entra solo da una piccola fessura e sono impregnato da forte odore di legno marcio. Ma scusi, da dove si sta collegando, Mi mostro? trovo precisamente alle scuole Giovanni Pascoli di Quarto Giano, classe terza C, seconda circoscrizione. Sono dentro all'urna elettorale numero 2. Ma come? Dentro a un'urna, mostro? Sì, pensi che prima un elettore infilando la scheda elettorale mi ha visto ed è svenuto sul colpo. Ci credo. Perché lei lo sa, sono talmente brutto che quando cammino per strada le facce dei candidati sui manifesti elettorali chiudono gli occhi e parla scritta: ti prego, non votare per me. Va bene, senta, cosa sta facendo dentro l'urna E sta elettorale? facendo uno spoglio in anteprima. Ma mostro, non si può fare una cosa Ma del chi genere. se ne frega? Un giornalista d'assalto non conosce le regole. Sente che sono un po' raffreddato? Sì, lo sento. Ecco, ci sono- apro la prima scheda. No, ma mostro, attento a quello che Ecco la dice. prima scheda. Sentiamo. Eccola qua, guardate. È Aperto. nulla. Perché? E perché oltre alla croce sul simbolo hanno scritto anche la loro preferenza. E No, quindi, non si può. non Però, si può. per curiosità, cosa hanno scritto? Il messaggio è ambiguo. Cos'è? Viva la gnocca. Non mi sembra molto ambiguo, mostro. Vabbè. Guardi, continuo lo spoglio. Continuiamo. Allora, questa scheda emana un fetore incredibile. C'è una fetta di mortadella qua addirittura. Guardi, io faccio un broglio elettorale e me la mangio. Ma no, mostro, un po' di contegno, per favore. Leggo ad alta voce quello che hanno votato e scritto gli italiani nel No. segreto del seggio elettorale. Vabbè, ormai ci siamo. Allora, TVTTB Rocco Siffredi per tutti. Poi c'è PCI, Partito Coglioni Italiani. Alvaro Vitali for President. Sì. Aridateci Cicciolina. Sì. Poi c'è 335 78 65 478. È un numero? Polacca appena arrivata, disponibile ogni ora. Mostro! Insomma, la volontà degli italiani mi pare chiara. Va bene. Allora, mostro, che succede? Non so, qualcuno sta aprendo l'urna. Sta aprendo. Scusate, era il presidente del seggio, l'ho battuto prima che facesse la prima domanda. Bene, ora può uscire dall'urna. Vabbè, un attimo su. Sì. Che è successo? Sono scappati tutti dallo spavento. Certo. Questi sono talmente brutto che anche il crocifisso, appena appeso in classe, appena mi ha visto è fuggito via di corsa. Guardi, mancava così poco alla Pasqua. Comunque, Vabbè. dal vostro mostro inviato è tutto, al prossimo Grazie al mostro inviato. Allora, dal mostro inviato, eccolo qua. L'hai sentito il mostro, Fiore?
Che ha detto? Era dentro un'urna, Ah, faceva lo peccato, spoglio no, delle schede. Senti, Pupo, però tu non sai che ne ha scritta anche un'altra quando era piccolo, famosissima. Sì, no? era sempre lo stesso anno, l'81, una canzone che andò a Sanremo che racconta un po' la storia più vecchia del mondo, no? Qual è? È quella del Cristo, di Gesù. Ah. Lento, lento sulla strada di Gerusalemme. Aspettate. E io di Barabani Chinazzi e sti cazzi, dice, Il tema. Giustamente. Pop Somarello. vai. Bellissima, cantala. Lento sulla strada di Gerusalemme, sulla sella di un somaro, viene l'uomo di Betlemme. È un gran santo, un mendicante, un pellegrino, un gran furfante, un artista non cantante di novelle. Vai! Oh oh oh, Somarello, trotta trotta, il mondo è bello. Oh oh oh, Somarello, trotta trotta, tu porti l'agnello. Sai quante volte l'ho cantata sul palo io a San Siro? Trotta trotta, il mondo è bello. Ma non capivo, va bene. vabbè. Pupo, Dimmi. ma tu ci davi coi cavalli o no? No, io andavo con i pony, con i pony. Senti, ma, I cavalli no, io solo le carte, Fiore. Una solo le domanda, ma come ti è venuto in mente di fare Pop Somarello una canzone del genere? Cioè, Ma sai, così, quando sei creativo, negli anni '80 eravamo creativi, facevamo tutte le cazzate andavano bene, hai capito? Capito. Anche la storia, questo, anche quella storia. Quella lì Ovviamente su di noi ce la teniamo per il finale. Ah sì, Adesso di noi. perché adesso ce n'è un'altra che lui non sa, Quale? non si ricorda di aver scritto. Nel continente nero, alle falde del Kilimangiaro, esiste un popolo di negri che ha inventato tanti balli più famosi dell'Alli Galli, Ali Galli, Ali Galli. Siamo i battuti, siamo i battuti, gli altissimi negri, ogni tre passi, facciamo 6 metri, noi siamo quelli che nell'equatore vediamo per primi alla luce del sole, noi siamo i battuti. Vai! Siamo al giraffe, guardiamo negli occhi, agli elefanti parliamo negli orecchi. Se non credete, venite qua giù, venite qua giù. Siamo i battusi, gli altissimi negri, ogni tre passi, facciamo 6 metri, ogni capanna del nostro villaggio ha perlomeno 3 metri di raggio, siamo i battusi. Noi siamo quelli che nell'equatore vediamo per primi la luce del sole, noi siamo i battusi. Noi siamo quelli che nell'equatore vediamo per primi la luce del sole, noi siamo i battusi. Io non parlerò mai la giraffa negli orecchi e non vedrò mai fate agli occhi. Io sono che sono io? Pacco. Non ho parole. Eccolo qua. Ma lo sai, lui mi ha raccontato che, stava raccontandomi prima che lui delle volte inventava di aver scritto delle canzoni con le donne, no? Sì, doveva fare colpo, c'era una ragazzina, mi ricordo, che era appassionata della canzone di Patti Bravo all'epoca, La Bambola, e diceva che me l'ho scritta io, ma dai. sì, proprio per vedere capito? Per le solite cose, insomma, mi spacciavo autore anche diversi. Si sta avvicinando minacciosamente il maestro Cremonini. c'è un altro, aspetta, attenzione, questo è l'angolo del bassista Carmelo di Un gelo che più gelo non si può. Che è Questo è successo? agghiacciante, ragazzi. Sfuma il sodalizio artistico tra Pupo e Pu. Avrebbero dato luogo ai Pu. Hai capito? La temperatura si è abbassata, meno 40 gradi sotto tu zero. devi sapere che la mia grande passione, Fiore, Sì. però musicale, sai qual era? Era Guccini. Tu sembra incredibile. Guccini, io cantavo, io facevo l'imitazione di Guccini così. Fanne un pezzo, Dai, sentiamo. E mi dai una. Ma se io avessi previsto, quella lì, ti ricordi? L'avvelenata. No. Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto. No, purtroppo Cremonesi ha un po' così. Non se la ricorda. Questa non me la ricordo. Digli gli accordi. Un do maggiore. Un do maggiore. Seccolo Ma qua. se io avessi previsto, tutto questo, dati causa e pretesto, e le attuali conclusioni,
Credete che per questi 4 soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni? Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato e Cremonesi non sa neanche un accordo. È meglio, in questo caso nasce il sordo. Ascolta, ti facciamo sentire un nostro Guccini allora. Fantastico. Tu sai che ci abbiamo avuto Guccini qui che ha cantato Uomini Soli, una canzone. Ma sì, sì, come no? È vero, sentila. Sentiamo. Grazie, buonasera. Allora, sono molto contento stasera di cantare una canzone che ho scritto una mezza un po' di tu. Il pezzo si intitola Uomini Soli. Grazie per aver scritto questa bella canzone. Incontri dove la gente viaggia e va a telefonare. Dopo barba che sa di pioggia e le 24 ore perduti nel Corriere della Sera. Ne vai e vieni di una cameriera, ma perché ogni giorno viene sera? La politica A volte l'uomo è da solo, perché in testa strani tarli, perché ha paura del sesso, o per la smania di successo. Forza. E poi dentro, perché la vita l'ha già messa al muro, o perché in un mondo falso è l'uomo vero Dio delle città e nell'immensità. Se è vero che ci sei, hai viaggiato più di noi, e vediamo e se si può imparare questa vita e magari un po' cambiarla prima che ci cambi lei. Grazie. Sembra sempre una canzone di protesta, lo senti? Senti, allora al volo, tu non sai, noi ci colleghiamo con Cuba spesso, no? Sono stato a Cuba. Sei stato a Cuba? A La Habana, a Panamera. Quanto tempo sei stato là? Sono stato un Natale. Ma a cantare oppure? Sì, no, una cosa per la televisione cubana una decina d'anni fa. Come si chiama Natale la a TV Cuba? cubana? Ma Telecuba. Certo, come voi si chiami? Che pirla io a chiedertelo. Forza. Eccolo, allora sentiamo se c'è il signor Minani. Spiegatevi, mi volete spiegare? Allora, ascoltatemi bene, l'aereo con i clienti arriva alle 9:45. Pago Pegna e Teofilo si mettono i passamontagna e dirottano l'aereo. Ma non si può! Prendetevi l'ostaggio e fate le solite richieste, asilo politico nel Principato del Liechtenstein e un'autobotte di Pampero. Teofilo, non fare come al solito, non approfittare della situazione e ti fai tutte le hostess. L'ultima volta ne hai ingravidate 3. Signor Minà, che fate? Dirottate l'aereo dei vostri clienti? È tutta colpa dell'overbooking. Cioè abbiamo preso più prenotazioni dei posti disponibili nel villaggio. Scusi, ma cosa c'entra il dirottamento con l'overbooking? C'entra. È stata un'idea di Sotomayor. Ecco, meglio per dare non la fare colpa. brutte figure con i clienti, noi sceniamo un finto dirottamento e li teniamo per una settimana chiusi nell'aereo a pane e pampino. Bravi. Poi, appena finiti, i dirottatori si arrendono alle autorità, liberiamo i passeggeri, gli offriamo un cocktail di benvenuto e li rimandiamo a casa. Le sembra una cosa normale questa? Certo. Pensi che sono così contenti di lasciare l'isola che nessuno chiede rimborso per la vacanza non fatta. Addirittura dopo questa esperienza un gruppo di italiani rimase così traumatizzato che fondò un complesso musicale, Dirotta su Cuba. Certo, capirla. Senta, ma almeno per i clienti che hanno le stanze avete organizzato qualcosa di divertente? Sì, ecco. Per esempio abbiamo organizzato una gara di resistenza, una specie di maratona. Bravo, non proprio, no. Una gara di ballo allora? Non esattamente. Scusi, come funziona allora? Allora viene distribuita ad ogni partecipante una boccetta di Guttalak. Poi altre devono ingurgitarla tutto d'un colpo ed è lì che parte la gara. Scusi, ma che razza di gara è questa? È una gara bellissima ed eroica. Vince chi resiste più tempo al centro dell'arena resistendo agli effetti del Guttalak.
Ovviamente senza andare in bagno, certo, il record certo. del villaggio lo detiene ancora un eroe dei nostri tempi, Mimmolo Casciulli, con 4 minuti e 47 secondi. Senta, ma farete anche qualcosa di normale? Certo, questa sera abbiamo organizzato un sandwich party. Sandwich, ho paura di chiederle come funziona io. Vabbè, sentiamo. Funziona eroicamente, ci mettiamo tutti nudi e poi si fanno dei feti. Certo, vabbè, dai. Ci dica almeno a chi vengono queste idee. Lo vuole proprio sapere? Sì, sono 1000, lo so. Lavoriamo sempre in gruppo, siamo un gruppo affiatato di amici ed eroi. Sì? Siamo io, Fidel, Ivan Pedrosa, Paco Pegna, Sotomayor, Ciro Landi, Latoya Jackson, Martin Dalin, Maurizio Castelli, ispettore dell'Unipol, Cordiglio, Mary J. Blige, Walter Bonacina, le Destiny Child, il pediatra Ettore Piro, di Chicago, Walter Bonacina, Augusto Martelli, Claudio Martelli e Nando Martellini. Senta, il vostro villaggio è ben frequentato, immagino, sì? Ci vengono, scusate. Sì. Niente, tossisca pure. C'ha un po' di influenza, signor Minà, può darsi? Certo. A Cuba... Qui ci vengono un sacco di VIP. Sì. Mi cola pure il naso. Certo, immagino, con l'influenza. Dicevo, ci vengono un sacco di VIP. Ha delle foto? Sì. Tipo? Guardi, c'è qui Nicca Costa mentre ravana allegramente nelle mutande di Sendimato. Ma no, signor Minà! Come ravana? Ho una foto pazzesca dell'onorevole Gasparri, allora quindicenne, chiuso in bagno mentre diventa cieco. Ecco, meglio. Ecco, meglio. Poi c'ho una foto di Placido Domingo e José Carrera che svegliano di soprassalto Andrea Pamparana urlandogli a squarciagola nelle orecchie all'alba vincerò. Addirittura. Poi c'ho una foto bellissima, questa me la tengo sul comodino. Ci sono gli All Blacks che giocano a 1, 2, 3 stella con Dolce e Gabbana. Gli All Blacks. Vabbè. Poi una foto strepitosa di Sergio Iapino che dopo averla veramente, questa è bellissima. Ecco, guardo la foto. Dopo averla fatta di nascosto nel bagno della Cuccarini, fugge via senza aver tirato lo sciacquone. Bello anche questo. E questo invece ritrae Jimmy il petomane in azione. E chi sarebbe, scusi, Jimmy il petomane? È il nome d'arte di Andrea Sanna, il vicino di Pianerottolo di Mario e Pippo Sant'Onastato. Giustamente, bene, grazie. Adesso vi saluto, grazie, eroicamente, viva Cuba, viva il Pampero, viva la medicina, viva l'aspirina, viva l'Unipol. Eccola. Allora ci fermiamo un attimo, c'è la radiopromozione, poi torniamo con Pupo, Fiorello da casa e Marco Baldini. Certo. Oggi parliamo di Negronetto, avete presente? Salame. Ma quale salame? Salame lo dite a qualcun altro. Negronetto è speciale, unico, ha un profumo delizioso. E poi è così buono, ma così buono che anche il pane se lo vorrebbe mangiare. Non ci credete? Beh, cominciate ad affettare Negronetto e vedrete che succede. Negronetto, a chi non farebbe gola? Dentro c'è tutto Negroni. Vuol dire qualità. Ora si fanno un paio di scommesse. Dai. Con gli occhi chiusi sul via vai di faccia che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo. Lei scende le scale, consola me, le faccio posto sul mio tappeto che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi.
portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai. Eccolo qua, Mahler, il demone del tardi. Hai visto, Pupo? Noi mettiamo tutti i dischi di gente. No, ma c'è la musica che si ascolta qua veramente particolare, nuotiva, è musica proprio. Sì, certo, bella, arrivano sì. così. Attenzione, ho sentito un urlo sospetto, mi sa che arriva sai perché. Eccolo, è arrivato. Ehi. Mi sentite? Sì, bene, ti sentiamo. Lo sentite? Bene, anche loro ti sentono bene. Aspettate un attimo però, Uomo di sai perché. Allungate il brodo, ragazzi. Sì, allunghiamo il brodo. Allora ti spiego, è la rubrica di scienza della tecnica. Sì, lo seguivo. Anche tu hai. Sì, assolutamente. Se stranamente anche a Pupo gli è venuta la voce del sai perché. Prova a parlare. La mia voce. Ah no, ti è tornata normale. È tornata normale. Sì. Mettetela anche a Pupo. Vai, metti un attimo a Pupo, sentiamo ciao. che. Bene, ciao, come stai? Tutto bene, amico. Bene. Ma tu sai perché se un fakiro non si alza dal letto vuol dire che i chiodi erano appustiti bene? Sì. Ragazzi, volevo dirvi, Baldini, tu sai perché? No, io non so perché, ma uomo dovresti di saperlo, lo so. Sai perché gli uomini preferiscono le bionde, ma Camilla Parker Ball fa eccezione? No, proprio non lo sapevo io, uomo di sai perché, mi dispiace. A proposito, sai perché se un alano ti sale sulla schiena, poco importa se è fulvo o pezzato, ma molto ti importa se è maschio o femmina? Sì, ho idea, però non lo so, uomo di sai perché. Ho idea, ma non lo so. Vai. Ascoltami bene, sì. Sai perché? No, io non so perché, neanche allora Pupo sa. No, non so perché. Però c'è la voce dell'uomo di sai perché. Io non so perché. Senti che voce. Senti questa. Sì. Sai perché? Sì. Anche se Guglielmo Tell ha centrato la mela, suo figlio si è dovuto cambiare le mutande. No, presumo, ma non lo so. Io sono non sapente. No, dovresti saperlo però, Sì. Senti questa. Sì. Sai perché durante l'ultima cena nessuno ha chiesto e domenica che si fa? Pupo se la ride. No, uomo di sai perché. Non la sapevo. Sono fuori portato. Mi senti? Sì? Sì. Sai perché la prima volta che la donna di Pupo l'ha visto nudo ha chiesto posso cambiare il pacco? Grazie a sai perché. Eccolo qua. Allora, caro Pupo, guarda cosa c'è qua. Fiore, lo sai cosa ho davanti? Ho trovato un mazzo di carte Modiano. No. Una mia libidine, no? Perché non mi fate una mano a pochi? Bravo, perché radiofonica, tu una mano sola. Bravo, tu hai ballato con la Fracci, hai cantato con Bublé e io posso dire aver fatto una mano di poker con Pupo, che è la stessa. 5 carte, allora, va bene, dai. Alza Taddia, le do io, tanto ti fidi, no? Assolutamente sì. Pensavo no. Non potrei. Aspetta, gliele do, Vai. Aspetta un attimo. 5, Sì, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Bene. Adesso le dobbiamo cambiare, aspetta un attimo, vediamo. Pupo, che fai? Aspetta che sto spizzando, un attimo. Io vado a casa. Allora, insomma, dai, io cambio 2 carte. 2 carte, io una sola. Cambio 2 carte. Da una coppia e un asso, io lo vedo. No, io una sola. Vediamo. Vediamo se una volta nella vita l'unica in diretta. Io ti dico la verità, c'ho una scala in castro, Allora, dovete sapere che cambiando 2 carte. Cosa hai fatto? Io ho giocato 3 carte a scala perché non avevo nulla. Io penso di aver vinto. Sicuro? Ho una come una sensazione, una coppia di re. Anch'io! Incredibile, no, con un asso. Fermo, Ma vieni. con un asso allora vince Baldini, una coppia di re. Anch'io. E così si conferma la tradizione. La tradizione. Gioca con Pupo e vincerai anche quando sei cupo. Ma guarda che
avere due re non è facile. Quando poi ci sono i soldi di mezzo, però cambia tutta la situazione. Guarda, vuoi che facciamo un colpo a soldi sul serio? Sì, Lo possiamo fare? Sì, quanto però? 50 euro. Dai, forza. Ce l'hai 50 euro? Sì, tirali fuori, ora no, che ce che bello, tirali diretta. Ti rendi conto? Allora, mi fa 50 euro. Ale. Chi è di Risio il giudice? Ok. Dai 50 allora, ascolta, euro. Fiore, è uscita un'ansia, è uscita. Sì. Baldini vince a poker, Papa Ratzinger dichiara i miracoli esistono. Ha messo 50 euro, Baldini. Aspetta, ma è mal No, io se non fidato. vedo no, mica il gioco. Ecco, il gioco. I 50 euro. Ma perché li devo perdere? Cioè? Dai, Baldini. Allora, dalle tu che porti Menirogna. Mischia e darle tu. Allora ti dico, Fiore, tutti i signori, Sì. ragazzi, è una partita vera. Sì. Perché su queste cose non si scherza. Certo, dillo a me. Di soldi l'ho fatto per scherzo l'ho fatto vincere, di soldi sicuramente perderò io. Vediamo. Sì, Pupo, però spegni il telefonino. Scusa, che sei sospetto là. No, da dietro qua si fa dire cosa ha. Ecco. Vai, alzato. No, tutto a posto. Le dai adesso prima a me, poi a lui, perché è il contrario. È 1. bellissimo. È dai. bellissimo, allora ne sta dando una, 2. Ci sono 50 euro, Ci sono 50 in gioco, euro. 100 euro per il vincitore. Pensa te. Sono 200.000 lire delle vecchie lire italiane. Come se stesse facendo i pacchi lui, uguale. Bene, io sto spippolando, Fiore. Io invece li guardo così. Pupo, mi sa che vai a casa. È probabile che tu vada a casa. Io sapevo, un attimo, Sì. fermo. Avevo sentito dire che negli ultimi tempi tu frequenti il mulo, quindi sei tutto perfetto. Però un attimo, mi dai una carta. Sta a Una vedere. carta. A me 2. A te 2, aiuto. Io ho un triste, lo dico, Io ho una scala in castro, te lo dico, che se faccio scala. E se faccio full dove ti mando? Va bene. Sulla luna. Attenzione. Guardiamo, attenzione. Sto spippolando. Aia, mi sa che hai fatto scala? Io ho fatto scala, Sì? ma senza un piolo. Ah, mi dispiace. 3-9. Mi ha fregato 50 euro! Martini, facciamo a metà. Certo, Fiore, le carte truccate che mi hai dato prima di. Ma me lo potevi dire che mi avevi invitato per fregarmi 50 euro, No, scusa. Senti, Enzo, puoi Sì. tornare domani? Torna domani. Va bene, va bene. Va bene. Senti, Vai coi Finlay. vai, i film. Eccoli che arrivano. Una canzone tranquilla, no? Una specie di gelato al cioccolato. Dedicata a Baldini, diventerai una star. Sì, una starlet, vai. Il dado, eccolo, vai. Numero di una stronza che dice di aver risposto ai miei perché conosci cose che non so, vede un passato che non ha, prevede un jackpot ricco a casina, una voce grida dentro me, ma con la sua sfera vuole dirmi che diventerà una star. Eccola qua. Allora attenzione, un'altra ansia. Baldini vince 50 euro. Fila di debitori in via Asiago all'uscita della. Ma se è successo a me questo Sì. Quando ho scommesso i $300.000 australiani con il sì, nigeriano, lo ricordo. si sparse subito la voce in Italia e fu un disastro perché vincere che non era vero nulla di tutti quelli che dovevano avere i soldi. No, era solo uno scoop. Senti, un giorno poi ci ripeti anche a noi la storia di Morandi, che la vogliamo sapere. Beh, un giorno Qual è? quando vengo qua ti racconto, quando c'è anche Fiore in studio,
No, ma io ti sento benissimo qua. Che la vuol sentire, sì. No, ma la storia di Morandi è una storia di un'amicizia, di un'amicizia forte, che nella musica raramente si è visto questo, cioè si è visto tutto nella musica, perché nella musica c'è molta generosità, la gente si scambia tutto, proprio si dà tutto, sono molto generosi, ma i soldi no, però. Esatto. I testi, si prestano i batteristi. Esatto, ti danno tutto, sono talmente generosi che ti darebbero anche il dietro. Ma i soldi però glieli toccare. Invece lui è stato bravo. È stato carino, è stato molto carino. Morandi, sì, quella storia non me la conoscono tutti. Sì. Ora noi, anzi, giocheremo la partita del cuore con la Nazionale Cantanti quest'anno il 22 di maggio. Se vuoi venire anche a vedere, a giocare, Fiore. All'ultima volta che sei stato, ti ricordi che a Cesena ti sei fatto male? Sì, Madonna, si è triturato tutto. Da allora non ho più giocato a calcio. Ho appeso tutto al chiodo. Sì, io mi ricordo che ti passai 2 palloni, te lo ricordi? Tanto per essere in credito. Ma quella volta fu terribile, ragazzi, mi feci tutti i legamenti, tutto menisco. E chi era quello che veniva lì a dirti dai alzati che non Morandi. c'è niente? Morandi. Morandi, perché sai che uno su 1000 ce la fa lui, no? Sì. No, ma la cosa fantastica della Nazionale Cantante, un giorno Mogol, che insomma non è più un giovanissimo, ma dimostra di essere ancora molto in forma, si avvicina al nostro mister, che era un romanaccio chiamato Alfredo Tognetti, dice: Scusa mister, se vedo un corridoio libero, che faccio? Attaccaci tu quadri. Bellissima questa. Attaccaci due quadri non è male. È meravigliosa, attaccaci due quadri. Senti, telefoniamo al volo a Oliviero Toscani, sai che... Ma chiamatelo, sì, chiamiamo. Se mai che fa qualche campagna, però bisogna stare attenti. Bisogna stare attenti perché lui lo sai com'è trasgressivo, no? Hai visto c'erano ai muri di Roma queste foto con i divani con su 2 persone che si toccavano. È venuto fuori un casino. Allora vabbè, questo comunque è un artista, noi sai c'ha un linguaggio nuovo sulla comunicazione, proviamo a chiamarlo, sentiamo se c'è, tra l'altro lo conosciamo bene, già la terza. Ragazzi, Eccolo, Oliviero Toscani. Mettete questo per l'obiettivo, mettete 840, sta lavorando. 840 e poi dopo. Allora, la foto deve sapere quando la vecchietta esce nuda dalla doccia, un barbone, così inizia a prendere la bastonata. Toscani, salve, è in collegamento con Viva Radio 2. Un attimo solo, per favore, non so che cagata, ragazzi, siete veramente antichi e vecchi. Allora sono sul set, sto dando le ultime indicazioni per la fotografia che devo scattare. Com'è? Allora un attimo, no? Qui dicevamo, quando la vecchietta nuda e bagnata viene presa a bastonate, facciamo un primo piano sulla bocca urlante e sotto mettiamo una scritta, visto? Non è la solita dentiera. Bravo, complimenti. Scusi, ma ne sembra una foto giusta per pubblicizzare una dentiera? Un po' di rispetto per gli anziani. Bambini, sei vecchio, siete vecchi, noi siamo vecchi. Siete rimasti all'età della pietra. Certo. La pubblicità avanza e Olivero avanza con lei. Va bene, lei è all'avanguardia, abbiamo capito. Allora ci presenti una nuova campagna, dai. Guardi, allora stiamo lanciando una linea di intimo maschile. Intimo maschile, bene, ce la descriva un po'. Allora, c'è il Papa. No, fermo! Fermati subito. Scusi, Ma di una roba da matti. Questa volta ti devo dare ragione. Meno male. Ma il Papa è un po' magrolino per l'intimo. Ecco, meglio, sì. Meglio cambiare figura. Bravo, cambiamo testimone. Allora, c'è Cardinal Sodano. No, fermati! Scusa, è la stessa cosa, basta, dai. Maldini lo ammetta. Lei è sponsorizzata da noi, no, io non sono troppo retro, antichissimo, viene avanti. Va bene. Maldini, sei indietro. Ecco, sono indietro. Parliamo della nuova campagna a favore dell'occupazione femminile. Questa mi sembra un'ottima campagna, ce la descriva un po', dai. Allora, c'è una via buia, vabbè, la foto userò un 354 con 6,8 di luce, così. Una via buia con dei falò accesi. Sì, poi? Ci sono tante macchine accostate. Sì. E poi c'è Franca Ciampi, No, fermati lì, fermo, per favore. Ma le sembra, scusi. Ovviamente non è. Scusi. Ci sono altri modi per parlare di temi importanti. Sì, lo dovevo dire io, ma va bene, se l'hai detto lei va bene uguale. Ho ragione. Ad esempio, cosa ne pensi di questa campagna per sensibilizzare la pace nel mondo? Tipo? Quale? Allora, c'è Bush, bella foto, primo piano di Bush, anzi figura intera. Sì. Uso un 356. Bush, sì. Bush vestito da suora. Sì. Poi arriva padre Fedele Bisceglie che alzando il saio dice
fate l'amore, non fate la guerra, bella. Ma non si può, ma le sembra il caso? Toscani, dai. Maldini, parlare con lei è come parlare con la Santa Inquisizione. Che certo. palle, che cagate. Fate cagare. Siete vecchi. Siamo vecchi. Guardi, vediamo se non le piace neanche l'ultima campagna che sto preparando contro la caccia. Ecco, la caccia può andare. Com'è questa campagna? C'è un innocente passero. Sì? Con un fucile in mano, bella foto, uso un 386. Sì? Poi uso un teleobiettivo. Allora, un passero con un fucile in mano, va bene. Sì, che punta l'arma verso un cacciatore nudo. E poi faccio un fumettino che dice adesso spariamo al tuo di uccello. Benissimo, grazie a Oliviero Toscani, grazie Panagotte Lotti, antichi, vecchi, che non siete altro vecchi. Tra l'altro salutiamo anche Oliviero Toscani che ci ascolta davvero, l'ha detto agli amici di Decanter, ha detto che gli stiamo ispirando nuove campagne, gli stiamo ispirando. La banda. Chi l'ha sentita? Non lo so, ma li conosci questi? Sono il Clan Zero. Il Clan Zero, li ho sentiti amici dire, si dice così, li ho sentiti dire. Senti, hanno rifatto la banda. Sembrava proprio che alla fine c'è poco da fare. Sembrava triste ricordare quei giorni in cui per le strade c'erano altre bande. Sembrava d'essere inghiottiti da banalità. Ci si incontrava un po' per sbaglio, per necessità. Nessuno in giro che volesse cantare. Ma ancora non è arrivata? Che una tristezza così non la sentivo da mai. Quando la banda passò, capì che tutto passò. Volevo dire di no, ma poi la banda passò. La mia ragazza era lì e allora dissi di sì. Ed un ragazzo che era triste sorrise all'amore. Ed una rosa che era chiusa di colpo sbocciò. Ed una frotta di bambini festosi si mise a suonare come fa la banda. E un uomo serio il suo cappello per aria lanciò. Fermò una donna che passava e poi la baciò. Dalle finestre quanta gente cantò. Aspetta, vediamo se è qua fuori. Che una tristezza così non la sentiva da mai. Quando la banda passò, capì che tutto passò. Volevo dire di no, quando la banda passò. La mia ragazza era lì e allora dissi di sì. Senti, ecco, volevo farvi una domanda a tutti e due, sia Pupo che Fiore. Sì. Ma secondo voi a quest'ora, perché manca mezz'ora alla chiusura della campagna votazione, elettorale, che staranno facendo i due Prodi e Berlusconi, secondo voi? Berlusconi non è in Sardegna? Ah, sì? No, non è in Sardegna. Berlusconi. Sì? È in Sardegna? E Prodi credo che sia Bologna? Ah, sì? È qua a Roma. A Roma? Sì, mi informano che è a Roma Prodi. Ma secondo voi che fanno? Gli scongiuri, hanno i rosari? Ma io mi ricordo che nei momenti di tensione forte, quando aspettavo se mi prendevano o no al Festival di Sanremo, oppure quando aspettavo una risposta di lavoro, io me lo ricordo cosa facevo, ma io ero strano. Perché? Non te lo posso dire. Per scaricarmi facevo una cosa che... abbiamo capito tutti molto. Magari anche loro ha visto mai. Non penso, non credo. Esatto, va bene. Senti, allora ti volevo far sentire una tua concittadina, una nostra concittadina, che oggi c'è Feudo Toscano, che è la... No? Aspetta. C'è prima la pubblicità, vedi? Poi dopo ti facciamo sentire cosa abbiamo fatto combinare alla Nannini, va bene? Alla Nannini, la conosci la simpatia. La Nannini è proprio spettacolare. Cioè, abbiamo tutta la Toscana, Siena, Arezzo, Firenze. Il triangolo, eccolo là. Va bene, allora, pubblicità, tra poco ritorneremo con Pupo da qua e Fiorello da casa. Viva Radio 2! Un caffè, grazie. Subito. Ma per averlo dovrai raggiungere il picco di Kron e sconfiggere il possente Kundam. Poi attraverserai il cancello di fuoco e troverai 2 sentieri. Ti lasceresti trattare così quando chiedi un prestito? Credit Express è il finanziamento semplice e veloce. Chiedi i fogli informativi in agenzia. Unicredit Banca. Posso contarci. Acqualete, l'effervescente naturale del benessere. Tante virtù, poco sodio.
Le rughe a 30 anni non dipendono dall'età, ma da 30 anni di inquinamento, sole, notti troppo corte, giornate frenetiche, sorrisi e risate. Proprio la mia vita. Cambiarla, neppure per idea, ma posso proteggere lo splendore e la giovinezza del mio viso giorno e notte con i trattamenti Multi-Active Clarins. 1000 impegni sì, ma nemmeno una ruga. 30, 40, 50 anni, è vero, Clarins rende la vita più bella ad ogni età. Ancora il vecchio Atlante? Ma fatti la nuova Italia. La nuova Italia. Gedea Italia, la nuova opera di Agostini con navigatore incorporato e supervalutazione del tuo vecchio Atlante. E dove la trovo? Chiami l'800 22 46 64 oppure vai su diagostini.it e se chiami subito c'è un regalo per te. Mi ripeti il numero? 822 46 64 oppure diagostini.it. Pronto, professoressa Calogero? Sì, chi è? Sono Iacovoni, quello che ha bocciato 3 volte. Ora che è andata in pensione, volevo dirle che può andare anche all'inferno. Iacovoni, in pensione ci vado il prossimo anno e lei me la pagherà cara. Ma la telefonata no. Se hai la partita IVA con 7 su 7 Night and Day di Team, di notte dalle 21 alle 7 parli gratis con tutti e di giorno paghi solo 7 centesimi al minuto, per sempre. E se passi a Team entro il 15 giugno hai un telefonino UMTS o un BlackBerry gratis. Offerta soggetta a limitazioni. Per info chiama l'800 846 900. Che cos'è la sete? Beh, vabbè, d'estate c'è, è facile. Ma d'inverno pure, gli ambienti caldi, la arsura, la frittata con le cipolle, il Natale, l'agnella, la tombola, la pizza napoletana con le acciughe salate. Pensateci, uno se fa venire sete e poi pensa, c'ho sete. E lì a che pensa? A un'acqua che deve essere gustosa, fresca, stuzzicante, eccezionale. Ma come uno si è fatto venire sete e beve un'acqua minerale normale? No! Cioè, se fa venire sete per bere Brio Blu, che poi mi dicono che è rocchetta. Io, per esempio, sto a parlare da molto, mi è venuta sete, ma la so fatta venire, appunto. Comunque adesso io bevo e voi no. Brio Blu, mi piaci tu. Viva Radio 2. Rieccoci con Pupo, oggi ospite nostro. E con Marco Baldini, ospite mio. Grazie, giusto. E con Fiorello, ospite di casa sua. Ospite da casa mia. Sono sempre vivo io, Sì, ogni tanto mi appisolo, sai. Lo so, ma quando uno c'ha la febbre capita. Fiore, ma come ti trovi con Pacciani alla batteria? Ah, benissimo, perché? Se l'ho lanciato io a Pacciani, Guarda, a Pacciani sai cosa dovete fare? È una gag che lui fa benissimo. Il batterista degli anni 60. Ah, cioè, sì. quando tipo una canzone tipo di Mino Reitano così, che c'era sempre la rullata in ogni momento. Provate una canzone, Pupo, tu la sai, che so, Tanta voglia di lei, dai, dei Pupo. Re maggiore. Vai. Mi dispiace di svegliarti. Con la batteria. Forse un uomo non sarò. Lasciarti. Forse un uomo non sarò. Ritornello, facciamo. Mi dispiace, devo andare. Il mio posto è là. Bisognava sparargli. Fantastico. Allora, quando venne qua la Nannini, gli abbiamo fatto Fotoromanza in una versione molto particolare. Lo sai che la Nannini l'ha voluta quella versione di Fotoromanza, È una versione tipo molto romagnola. Sagra della Piadina. Sentite che roba. Senti, Se la sera non esci mai, ti prepari un panino mentre guardi la TV. Anche tu ti addormenti con qualcuno che alla luce del giorno non conosci più. Anche tu ti telefono, no, ho il morale in cantina. Coppie pronte, ballo di gara. Mi telefoni o no, chissà chi vincerà. Così! Quest'amore è una Cosa fai? Mi stai pestando i piedi. È un palazzo che brucia il centro. Acchiappa il ciuffo e vinci la corsa. Quest'amore è
Autoscontro dei fratelli Maiocchi. Bimbo attento al palo. È una scena a rallentare. Bimbo vai dalla mamma, se no ci vado io. Questo amore è una bomba all'hotel. Questo amore è una... Baldini? Sì? Perché hai votato? Non lo posso dire ancora perché mancano 24 minuti. Essere arrestato per 24 minuti. Ma tra 24 minuti lo dirai? Sì, lo dico. Va. Non c'è problema, lo dico. Senti, lo sai che io ieri ho ricevuto un messaggio, un SMS, ieri ero malatissimo, ho ricevuto un messaggio da un politico italiano. Diciamo solo un politico italiano. Il quale mi diceva la situazione a ieri sera com'era. Ah sì, è così, sì. Non si può dire niente perché a quest'ora io ti dico non solo c'è che una niente delle di due fazioni. Cioè Dirisio è morto. Una delle due fazioni. Sì, perché il messaggio l'ho girato anche a lui. Ah sì, E quindi lui sta improvvisando, è un artista. No, non è un artista, lascialo stare. Una delle due fazioni era avanti di 4 punti. Attenzione, musica di suspense. Eccoci. Ma io non posso dire perché mancano ancora 20 minuti. Vuoi che in 20 minuti magari dico qual è la fazione in vantaggio e gli altri recuperano? No, poi dopo poi gufiamo anche, capito? Nel senso, dopo ci accusano di aver gufato. Se vuoi la spippoliamo, Fiore, la spippoliamo. Lui subito Spippoli ma non no, però è vero, mi è arrivata una cosa, perché sai, i politici stanno lì nelle sedi dei loro partiti. Che vedono proprio... Sì, hanno le proiezioni, gli exit poll, le cose. Tra l'altro oggi pomeriggio dalle 3 fino a stanotte non ci sono programmi, lo sai? C'è solo proiezioni. Io non vedo l'ora di vedere lui. Ho visto qualcuno che dice Dupal. Ma quell'SMS... No, ma lui. Ah, lui Così, grazie, 24, 22%, il 2%, il 3, il 4, godo, riccio, chi vince, chiunque vinca, io sono sempre qua, Secondo me qualcuno l'ha votato lui, Qualcuno ma anche Emilio Fede stasera non scherzerà con le sue bandierine, sì, dipende, c'è anche il avrà le verso bandiere stasera, lo so. Stasera ma anche a me è arrivato un SMS, non sono arrivato a tutti quell'SMS, Fiore, che diceva dopo la battuta dei coglioni di... No, non è quello. Ah, non è quello? Non è un SMS quelli che girano, è arrivato solo a me. Ah, ho capito. Sì. Allora. Senti, ma scusa un attimo, ma tu, Pupo, la canzone più bella che hai fatto, che tu sai che io quando la sentii la prima volta impazzii proprio. Vero, mi hai invitato anche al tuo programma l'ultima puntata. Ti ricordi? La pago io, sì. L'equilibrista, ma tu l'hai preparata lì, ce la farai sentire? Sì. Allora, quella spiegala tu perché è una canzone, devo dire, meravigliosa. Fossi stata a Sanremo l'avresti vinto con un pezzo così. È una canzone ispirata di quelle che vengono una volta nella vita e che parla di questo mio equilibrio precario che vive sia nei sentimenti un po' che nella vita. Ora qui cercherò di essere serio, che vive un po' in un filo senza la copertura della rete sotto, un po'. Wow. Ma va? Invece noi assennati queste cose non ci capitano mai. Le vuoi sentire? Signori e signori, con l'equilibrista dal vivo con il maestro Cremonesi. Tento un filo tra i tetti, accetti una sfida che può fare male lo stemma tra due palazzi, spiazzi una storia che va a lieto fine. Solo ti accorgi che bluff in una partita con 3 giocatori. Sento che prima di cominciare devo chiarire la mia posizione, che oscilla di notte e si contraddice e che mi fa respirare come dentro a un ciclone. Trattengo il respiro, mi fermo senza fiatare. Sono un equilibrista, acrobata artista, che attira i problemi. Sono un equilibrista, mi scopro funambolo, mi chiuso nell'angolo. Lento, sospeso nel cielo,
Congelo il terrore per non cadere in un labirinto impazzito. Spengo la luce e mi sento incapace. 1000 volte sono caduto e quando anch'io credevo di essere morto mi sono rialzato in un altro mondo. Vivo in equilibrio, però non so che cosa sia. Sono un equilibrista, acrobata artista. Ma non per scelta mia, perché il velo ha scelto me. Bravissimo, dal vivo, brividoni, bravo, complimenti. Grazie a te Fiore, grazie. È passata la febbre. Sì, Sì, bella, veramente bella. E anche se più che equilibristi eravamo giocolieri noi, però. Senti, allora al volo proviamo a chiamare Mike, perché come ultima persona. Ma senti, lo smemorato da ultimo, sì, da ultimo, quando mancano pochi minuti ormai alla chiusura, quando può essere ininfluente anche un suo intervento, perché lo sai, lui ha questi sbandamenti, non si sa mai un po'. Provate a chiamare Mike, perché pure chiamiamo lui nonno Mike, sì, sentiamo bravo. se c'è, allora lo chiamiamo a casa sua, magari gli farà piacere sapere che ci sei. Sì, ma io è una delle prime persone che ho conosciuto. Sì. Bene, allora sentiamo, Vediamo se c'è Allegria, amici ascoltatori, allora. Signor Mike, buongiorno. Si sa già chi ha vinto? Buongiorno Mike, buongiorno. Signor Mike. Ho detto si sa già chi ha vinto? No, è ancora presto, tra poco chiuderanno le urne, ma non adesso, ecco. Sono ancora aperte perché ci sono dei fanagot che hanno preferito fare il fine settimana senza rompimenti di balle. Certo. Io ieri mi sono presentato al seggio alle 6:30. Ma i seggi aprivano alle 8? Me ne sono accorto, Ho passato un'ora e mezza a bussare al portone e a gridare aprite, aprite. Poi mi hanno aperto, ho picchiato il primo scrutatore che passava di lì e sono entrato al mio seggio. Appena dentro ho chiesto in quale urna devo votare, nella 1, nella 2 o nella 3. Certo, e va bene, santa pazienza. Hai votato bene, Mike? No, guarda, se c'era tua moglie avrei votato meglio, lo sai. Solo che non l'hanno fatta entrare nell'urna con me. Vabbè, chi avete oggi come ospite? C'è Pupo, lo conosce? Mike, ciao, buongiorno Mike. È rimasto un po' scioccato. Ma dite proprio il Ghinazzi? Sì, Enzo Ghinazzi, Pupo. Mi ricorda la pensata. Ciao Pupo. Ciao Mike, come stai? Bene. Sai che tu mi ricordi la mia prima casa? Ma perché, scusa, abitavate vicino? No, proprio la prima casa me la sono comprata grazie a lui. Mi ricordo che gli chiesi: Enzo, che ne dici di fare una partitina a scoppetta d'assi? E scommettemmo 10 lire a punto. A fine partita feci direttamente il rogito per la casa nuova. Fate voi il conto di quanti punti ha perso. Ma come giocatore non è male, sono fortunato. Tu Mike invece sei fortunato, vero? Beh, sono stato molto fortunato a conoscere tua moglie, così la sera non devo spendere. Vabbè, adesso portatemi il piccolo baco da mela che facciamo la telepromozione, forza. Guarda Mike, come ti butta? Mi sa che si è arrabbiato. Ti sei dimenticato di portarti dietro l'educazione? Oppure non ce l'hai mai avuta? Allora, piccolo zottico, villano che non sei altro. Abbiamo mai mangiato insieme il risotto allo zafferano? E allora stai zitto, fermo, dammi del voi e stai sull'attenti. Forza Mario Bianchi, manda la sigla. Vai con la sigla. Sentiamo cosa. L'estate alle porte, acquistate il nuovo condizionatore di Rovagnati, il freddo porco, avete ascoltatori. Come potete sentire funziona bene, non fa rumore. Ma questo è freddo, non si può spegnere questo coso qua? Se ti affarti. Senti come gliel'ha detto. Solo ad avvicinarti al condizionatore io spengo te. Ok? In effetti Mike il bambino ha ragione, qui fa un po' freddo.
Allora se chiami tua moglie ci riscaldiamo tutti, va bene? Certo. Tanta pazienza, Mario Bianchi rimanda la sigla e Pippa, forza. Vai con la sigla! Il nuovo condizionatore di Rovagnati, il freddo porco, disponibile in varie versioni, con codino rosa maiale e con dispositivo a tempo che quando si accende vi avviserà con un grugni. Lo sapevo! Mi sono preso il raffreddore! Guarda che roba, mi ha annaffiato, Se l'avessi saputo avrei portato gli occhiali con tergicristallo. Non ti hanno insegnato che quando si starnutisce si mette la mano davanti alla bocca? Non ho fatto in tempo a mettere la mano! E non è mai troppo tardi, come diceva il mio vecchio amico Alberto Manzi. Adesso la mano davanti alla bocca te la metto io. Hai visto com'è semplice? Ci vuole poco ad essere educati, Vabbè, Mario Bianchi, andiamo a fare una visitina al nostro amico Mastro Rotta, che sta facendo la telepromozione delle patatine scrocchiarelle. Ecco, gli mettiamo una cacca secca di pane nel pacchetto e lo richiudiamo con la colla, va bene? Allegria, amici ascoltatori, andate a votare. Sono 10 minuti ormai. Allora, c'è un'ultima ora. Allora, venerdì sera ci sarà il derby Milan-Inter in concomitanza con la solenne Via Crucis. Galliani chiede lo spostamento della partita, dichiara l'Inter sarebbe troppo avvantaggiata, è da anni che fa la Via Crucis. Chi è che l'ha scritta questa? Questa è che cosa tifi Taddia? Anche un interista, guarda, c'è anche di mezzo Devo dire, ora guardate un attimo la faccia di Dirisio quando comincerò a dire questo. Dai. Devo dire che veramente siamo un gruppo molto affiatato noi, sai Pupo? Sì, ma lo sento e lo vedo. È un gruppo affiatato di Viva Radio 2, no? Gli autori, devo dire, sono bravissimi, anzi colgo l'occasione per fare veramente i complimenti agli autori di Viva Radio 2, vorrei che il pubblico... Un applausone, certo! Un applauso perché insomma io e Baldini, poi Baldini non ne parliamo, senza Baldini non potrebbe esistere Viva Radio 2. Grazie. E dove voglio arrivare? Non lo so, fai il giro largo. Dico, è un bel gruppo affiatato, peccato... Che? Sta Dirisio col megafono. No, dicevo solo qui. Peccato che questo gruppo faccia gola. Ah, sì? Questa non la sapevo neanche io. Faccia gola e che quindi molti del gruppo di Via Radio 2 vengono contattati. Ma pensa te, sistematicamente, da altri gruppi di lavoro molto famosi, con personaggi veramente di spicco, che io ovviamente non farò neanche sotto tortura. Adesso parte il toto. Lo dico, quindi Picciotti, state alla larga. Ecco, c'è una testa di cavallo nel letto, vi trovate. E nessuno e volevo fare un saluto affettuoso al nostro amico Sergio Rubino. Ah, Sergio Rubino, lo salutiamo. Che è un nostro ex autore, che salutiamo un ex autore. Certo. Ciao Sergio, ti vogliamo bene. Lavora con Bonolis, no? Penso di sì. Con Bonolis, sì, con Bonolis. Penso di sì. Vabbè, ciao, è stato molto bello, ci sentiamo dopo. È satanico anche se ha la febbre, però va bene. Senti, allora, tra non molto avremo l'appuntamento con lo Smemorato. Tu conosci questa persona? È naturale. Chi non conosce lo Smemorato? Che cosa sta facendo? A 10 minuti da ancora un po' presto, gli ultimi 5, guarda, perché sai, uno ancora 10 minuti prima potrebbe uscire da casa, condizionato. Eccolo qua. Sapevo, ho detto appena è un po' troppo presto. Allora, mi lasci entrare. Sì. Mi lasci entrare. Gliel'ho già detto, non può entrare e poi ormai chiudiamo. Ma porca paletta, io devo entrare, è un mio diritto. Mi dispiace, i seggi sono ormai chiusi. Non è una vergogna. Smemorato, che succede? Allora, non mi fanno entrare al seggio elettorale. Ma scusi, si è mosso tardi, ha avuto 2 giorni per votare, scusi. Ma io sono qua da 2 giorni. No, perché non la fanno entrare? Perché dicono che oggi sono già entrato 4 volte. Scusi, vabbè, ma che ci è andato a fare 4 volte? Ma che domande? A votare? Ma non si può votare più di una volta. Ma non è per quello che non mi fanno entrare, ma perché dicono che nei seggi non si possa urlare. Sì? Siamo in testa! Siamo in testa! No, quello non si può. Ma perché? Perché può influenzare il voto. E non si può? No, non si può, Smemorato. Mi sembra una cosa assurda. Sono altri i problemi da risolvere all'interno dei seggi. Perché ha riscontrato delle regolarità? Ma certo, le sembra regolare avere quelle cacchio di urne a quasi 1,50 m da terra. Non si riesce a infilare la scheda nella fessura. E come la capisco? Pupo la capisco.
Lo so, caro Pupetto, noi ci capiamo. E poi mi ricordo di Pupo, Sì. guarda, io dimentico tutto tranne Sì. di Pupo. Di Pupo se lo ricorda. Senta, comunque lei per chi vota? Giù, non so. Non ce lo dica, tanto ormai 10 minuti. Purtroppo, guardi, non me lo ricordo. Beh, una crocetta l'avrà messa da qualche Veramente parte. ne ho messe parecchie. Come, scusi, parecchie? Cosa vuol dire? Come cosa vuol dire? Ho annullato con la croce tutti i simboli che non mi piacevano. No, questo no, questo no, questo no, pronto, questo no, Sì. questo no, pronto, questo no, pronto. Ma Smemo, ma non poteva farlo. Così ha annullato la scheda e il suo voto non è valido, ha buttato via il suo voto. E quello della mamma? Non lo so, mi sa che anche quello. Pronto? Grazie Smemorato, mi sa che... vabbè, dai, anche lo Smemorato adesso. Dai, tanto ormai c'è Ciao la ragazzi. chiusura. Ciao Fiore. È stato un piacere, io chiudo, vado a letto. Grazie. Ciao Fiore, grazie. un abbraccio. Quanto mi manchi, Baldini. Lo so, anche a me. Ah, come vorrei che fossi tu a mettermi l'Uniplus. No, grazie che no. Non mi dispiace. Ciao Enzo. Ciao Fiore, guarisci Sei stato presto. grande, torna però quando torno Quando io. vuoi, quando Ok, vuoi. Ciao, ciao a Fiore, tutti, ciao a tutti. Adesso, ciao Fiore. pubblico. Adesso, caro Pupo, arriva un altro momento importante. Devi cantare la tua bandiera. Su di noi. Bravo. Nemmeno Sì. Cantiamo su di noi? Vai. Sentiamo il pubblico se la vuole. E che Anche poteva perché- dire di no al pubblico? Scusa, è mai uscito il pacco con Su di noi quella volta? Sì, è uscito dopo 52 giorni. E che io aspettavo che uscisse Su lo di so, noi. Ma hai capito? Il pacco. vabbè. La facciamo? Dai, sentiamo. Chiudiamo così, vai maestro. Sì. Una canzone che racconta. Questa che racconta una storia vera. È la mia storia con una ragazza che adesso non dico il nome, si chiamava Donatella. Ecco, perfetto, così l'abbiamo. Su di noi ci avresti scommesso tu, su di noi mi vendi un sorriso tu, se lo vuoi cantare, sognare, sperare così. Su di noi gli amici dicevano no, vedrai è tutto sbagliato. Su di noi nemmeno una nuvola, su di noi l'amore è una favola, su di noi se tu vuoi volare lontano dal mondo, portati dal vento, non chiedermi dove si va. Noi due respirando lo stesso momento, vai a fare l'amore qua e là. Mi stavi vicino e non mi accorgevo di quanto importante eri tu. Adesso ci siamo, vai presto, ti amo, non perdere un attimo in più. Insieme, su di noi, su di noi, l'amore è una favola, su di noi, se tu vuoi volare. Facciamo il finale, finale, mi minore. Na 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 na, noi solo noi, su di noi solo noi. Più veloce, na 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 na, come si faceva una volta nelle feste di piazza. Ancora, na 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 na, non solo noi, su di noi solo noi. Na 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 na, non solo noi, su di noi solo noi. Pupo! Grazie! Allora, esclusivo a Viva Radio 2, per la prima volta nella sua carriera Pupo ha dovuto alzare l'asta del microfono. Sì, è una cosa eccezionale. Ho provato un brivido forte. Pupo, ti ringraziamo infinitamente Grazie a voi. perché sei una grande persona e poi credimi, quella volta che ti ho visto andare per la prima volta in televisione, poi per me sai che io e te abbiamo avuto trascorsi simili, ho Vedi, detto nulla è ma perduto. vieni la bandiera, Nulla è perduto. nulla è perduto. Beh, io vi saluto dicendovi allora le elezioni sono state vinte da. No, ancora non si sa, mancano 5 minuti. Senti, ci sono gli spostati dall'altra parte, ci siete? Pronto, sono a Music Farm loro. Sentiamo se ci sono spostati. Con i colleghi. Sposting? Ci sono? Niente, non si sentono. Come sta Vabbè. Califano? È tutto a posto? Infatti glielo volevo chiedere perché lui è là, capito? Ma dice che non stava bene, volevamo sapere, non ci sono, va bene. Allora, intanto salutiamo Viva Radio 2, programma anche se non c'è di Fiorello e di Marco Baldini. Oggi abbiamo avuto Pupo! Grazie, grazie. Il nostro regista Marco Lolli.
E i nostri tecnici, Genesio Di Jacopo, Paolina Brai e Sasà Bellistri, detto due senza levare. Ciao Sasà. Eccolo là. Il maestro Enrico Cremonesi, musicisti, Pacciani lo conosci bene. Massimo, mi ha fatto piacere rivederti, Massimo. Carmelo Isgrò, il bassista Carmelo, e Corraduzza, detto Montapecore, lo salutiamo, dei Compress. Poi salutiamo Elisabetta Farini, Alessandro Provenzano in redazione, Marco Lui al backstage, sito internet, e la nostra Marina Mancini. Allora, spostati, ci siete? Eccoci. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao Pupo. Come va ragazzi? Bene, grazie. Io ricordo ancora la tua scommessa per Italia-Nigeria che... lo so. Ti ricordi? Sì, ti fece portare a casa $500 milioni, se non sbaglio. No, $300.000 australiani che erano nulla nel mare di casini che c'erano all'epoca. Però, insomma. Io più che dollari australiani avrei dovuto andare in Australia, cioè è un altro discorso. Vabbè. Come va la Music Farm? Bene. E il Califfo come sta? E Califfo sta bene, ha avuto un attimo di mancamento perché qualche giorno fa di notte si era svegliato con la fame e aveva mangiato un couscous. Non so se vivo però, l'ha mangiato vivo, l'agnello vivo. Esatto. E la semola del couscous è andata in traverso. Esatto, per cui ci sono stati momenti di panico veri. Rischio soffocamento, ma poi risolto subito grazie al pronto intervento dei compagni della Music Farm. E ascolta, so io come è andata a finire. Voleva farsi fare la respirazione bocca a bocca da qualcuno lui. Può essere. Ci ha provato, dai. Ci ha provato, vabbè, senti, lo sa della contestazione dell'Inter, di tutte queste cose? No, non sa niente. No, perché sennò si agita, meglio tenerlo ogni volta all'oscuro. mi fa i sceni come quando i giocatori di Morra passano, no? Fa 3, 2, 1, dimmi i risultati, 2, alza le dita e gli faccio non posso parlare, non possiamo parlare Califfo. Mi fa fammi solo cenno con il pollice, su o giù. E io faccio sempre il pollice verso, fa ma no, non è possibile. Ne ha perso 5. Senti, siccome so che anche tu sei un virtuoso del poker, Massimo, ti piace? Come no? Sai, ho fatto 2 mani con Pupo, ho vinto 2 volte. Abbiamo sentito. Triste di 9 la seconda mano? No, la prima mano 2 re, però lui 2 re con una figura e io 2 re con un asso. Con un asso, che è la quinta carta che conta, esatto, in quel caso, nelle regole. E poi 3-9 contro una scalabuca, però ho avuto fortuna, insomma. Aspettiamo te, così facciamo il terzo. Con Valsania facciamo il quarto, perché lui ha scritto un libro sul poker, lo sai? Insomma, conosco il dottor Valsania, è un grande. Dice, ma ha portato via il primo motorino. Addirittura Valsania nel suo libro a un certo punto c'è un capitolo dedicato a quanto bisogna vincere a poker, quando bisogna fermarsi nelle vincite. No, è incredibile. Il titolo è Come non vincere troppo. Che è sempre brutto vincere troppo. Poi se si vince troppo si asciugano i giocatori. Non conviene. Invece devi vincere il giusto. Allora fai l'ultima mano con Valsania, l'ultima mano dai le carte. Dove sono le carte? Tira fuori le. L'hai messa dentro, ecco, l'ultima mano. Vediamo, dai, al volo in diretta. Chinazzi, Valsania, Baldini. 5 carte a testa, dai. Alza Sergio, eccolo qua, tac, la stiamo facendo con Pupo che fa da testimone. Anche tu? Aspetta, allora, vai, queste do a te, 3, vabbè, me ne do 3 a me, 4, 5. Allora guardiamo, siamo in 3, Sì, si viene fucilati. Io signori, mi sa che vi saluto tutti. Quante ne cambiamo? Una per Sergio. Una per me, una per Pupo e 3 per me. Allora. Vabbè, senza guardare, al buio. Dai. Al buio, dai. 2 volte. Io sono una coppia d'assi, fammi vedere. Mi sa che ho rivinto tutto io, doppia K. Vezzetto, stavolta vedi Pupo nelle partite. Mi dispiace, doppia jack. Pupo ha vinto, bravo! Tutto vincendo, in estremis, come sempre. E io come al solito ho chiuso arrivando ultimo. C'è della pista, vabbè. Tanto è uguale a poker, vince uno solo. Sì, infatti, vince secondi uno solo, o terzi. È come al Palio di Siena. Sì, lo so, purtroppo è così. Anzi, il secondo è purgato. Il secondo è purgato. È vero. Avrei dovuto dire 3 volte invece di 2 volte. Sì, è vero, vabbè. Sono sbagliato. Va bene, ciao ragazzi. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Ci sentiamo domani. Speriamo che il malato stia meglio, se no Pupo sei presettato. Vabbè, auguroni al malato. Ciao a tutti. Chissà chi vince.